Nelle carceri sarde in un mese è aumentato il numero di detenuti che sono saliti da 2.148 del 30 aprile a 2.190 del 31 maggio. I detenuti con pena definitiva sono 1.734, quelli in attesa di giudizio 250. L'incremento maggiore si è registrato nel carcere di Uta, dove le persone detenute sono ben oltre il limite regolamentare. Attualmente ci sono 587 reclusi, erano 572 il mese scorso, mentre i posti disponibili sono 561. E quanto emerge da un report elaborato dall'Associazione Socialismo, Diritti e Riforme, presieduta da Maria Grazia Caligaris, che ha esaminato i dati diffusi dal Ministero della Giustizia, che fotografano la realtà detentiva in Sardegna al 31 maggio. La situazione, sottolinea l'associazione, non è rosea neppure a Oristano, anche se meno pesante di altre carceri. Sono 268 detenuti per 265 posti. La casa circondariale di Massama però sono reclusi prevalentemente ergastolani con regime AS1 e AS3. I detenuti sono aumentati anche nel carcere di Bancali. Oggi sono 447, mentre il mese scorso erano 421. Al limite alla capienza, come sempre, il carcere San Daniele a Nusei, 32 detenuti per 33 posti, dove si trovano anche sex offender e protetti. Nel carcere nuorese di Badecarso si trovano 221 reclusi, mentre erano 215 ad aprile. I posti sulla carta sono 367. In realtà, sottolinea l'associazione, una sezione di 140 posti è chiusa per lavori di ristrutturazione. Nelle carceri di Nucchi Tempio sono presenti 149 detenuti per 168 posti, mentre in quello di Alghero ci sono 128 detenuti per 156 posti. C'è da segnalare, conclude la Presidente Caligaris, il sottoutilizzo delle colonie penali. A fronte di 692 posti disponibili ne sono occupati poco meno della metà, 358, con una presenza di stranieri pari a 257 elementi, pari al 71% della capienza.